Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettacolo Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andrò diciamo, è una nuova, tra virgolette, serie, più o meno, dove voi qui sotto nei commenti mi dovete consigliare delle squadre, o anche in DM su Instagram. Mi chiamo Batman Napoletano, se mi volete seguire pure lì. Vabbè, questa serie si tratta di voi mi dite delle squadre e io devo magari pensare un acquisto adatto che queste squadre possono fare. In caso non avete Instagram, contattate e mettete il nome della squadra qui sotto nei commenti, sotto questo contenuto. Allora, partiamo da tre squadre, ovviamente vi spiego anche il perché. Allora, la prima squadra non può essere che il Napoli, la seconda Manchester City e la terza Manchester United. Allora, partiamo dal fatto che partiamo dal Napoli. Allora, partiamo dal fatto che il Napoli in questo momento si ha bisogno di centrocampisti e il Napoli in questo momento sta, pensando di acquistarne uno, che sia in prestito, con diritto o acquisto a titolo definitivo, però mettiamo caso che nessuno è infortunato, ok? Mettiamo che a questa crisi di infortuni per il Napoli non c'è, ok? Secondo me un acquisto che il Napoli può fare è il lato di Lorenzo, il terzino destro. Perché? Perché il Napoli in questo momento non ha nessuno, non ha quasi nessuna alternativa da dare a Di Lorenzo per farlo rifiatare un po'. Certo, poi abbiamo Mazzocchi che si può adattare sia a destra che a sinistra, però più o meno è più un esterno di sinistra che di destra. La stessa cosa Spinazzola. Per Spinazzola non ti dà quella mano che ti dà Di Lorenzo difensivamente e offensivamente. Diciamo un terzino, più un terzino da centrocampo, un esterno di centrocampo che ti dà una mano offensivamente. Perciò io per me andrei a prendere un terzino che può aiutare, che può aiutare molto. Per me il Napoli può prendere un terzino che può prendere Joao Sanchez, che se vi ricordate il Napoli ci ha provato a prenderlo in estate, era più o meno luglio, metà luglio, che il Napoli ha cercato di provarlo a prendere a tutti i costi. Poi da una parte il girone là dove gioca Giovanni al Siviglia chiedeva un po' di più di quanto chiedeva prima, il Napoli che non voleva offrire quella cifra perché era troppa e poi non se ne è fatto più niente. E questo, poi è un acquisto che il Manchester United può fare, secondo me, riguarda la porta. Perché ha un grande. Partiamo dal fatto che il Manchester United in quasi, tra virgolette, quasi tutti i ruoli ha dei problemi, ha dei giocatori mancanti come a difesa al centrocampo e anche a porta. In attacco no perché ci sta Mbeumo, Sesco e altri. Poi non segnano, cioè, sono fatte loro. Però vabbè. Però io vedo da un tifoso napoletano
vedo il Manchester United con una profonda crisi anche a livello di porta, perché poi da là che si imposta un gioco, che si impostano le ripartenze dal basso o dall'alto. Lo United per me può acquistare il portiere del Milan, Mike Magnana, che ti può dare una grossa mano. Poi, ma come ultima squadra che vi andrò a parlare è il Manchester City. Manchester City che in questo momento io trovo pochi spazi che diciamo va male, ecco. Diciamo sono pochi i ruoli in cui il City ha delle carenze. Poi non, in questo momento, anche nella scorsa stagione, i giocatori del City non hanno reso come dovuto. Tranne Alan è un mostro, è uno da 30-40 con la stagione. Cioè, se tipo ne fa 15 la sua stagione è andata in modo negativo, ci fa capire. Cioè, però secondo me a livello di infortuni vari, di infortuni pesanti, secondo me come Rodri la scorsa stagione e anche De Bruyne, però ora De Bruyne a Napoli, però è uno dei tanti infortunati che l'anno scorso il City ha dovuto, diciamo, sopperire. E secondo me con acquisto a centrocampo, il nome di un centrocampista che il City potrebbe andare ad acquistare è il centrocampista del Real Madrid, Camavinga, Camavinga, che in questo momento non sta trovando tanto spazio, tra virgolette, è purissimo infortunato, però vabbè. Secondo me può andarlo ad acquistare il Manchester City, che può magari un centrocampista giovane, 23, se non ci va 23, 24 anni, e che ti può dare una grossa mano e sostituire al meglio Rodri, anche se non hanno le stesse caratteristiche, però direi che è un buon sostituto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!